Bentornati a Verona Economia, oggi giornata della memoria, ne abbiamo parlato anche ieri ospitando Roberto Israel, oggi è di nuovo tornato in Piazza Bra dove c'è il carro della memoria e dove Verona Domani, il gruppo politico che vanta anche la presenza di Marco Zandomenichi come consigliere a Palazzo Barbieri, è tornato appunto come ogni anno ad omaggiare le tante vittime della Shoah, dell'Olocausto. E abbiamo in collegamento proprio Marco Zandomenichi. Benvenuto consigliere. Buongiorno a tutti. Dicevamo, è una tradizione ormai per Verona Domani, assieme al sindaco oggi, insieme ai rappresentanti delle associazioni, in particolare l'associazione Figli della Shoah, tornare davanti a quel carro e depositare un mazzo di fiori. È una cerimonia sentita da parte vostra. Sì, è ormai diventata una tradizione per Verona Domani, quella di presenziare nel giorno della memoria appunto presso il carro che purtroppo dal 43 al 44 ha deportato tante persone nei campi di concentramento e omaggiare così, diciamo, simbolicamente con un mazzo di fiori. È stato fatto anche l'anno scorso, in tempo Covid, ovviamente senza la possibilità di entrare nel carro, perché anche quest'anno, come sappiamo, è chiuso, ma diciamo soffermarsi qualche minuto in questa giornata tristemente speciale davanti a questo carro credo che sia davvero doveroso e un piccolo gesto per appunto omaggiare tutte quelle vittime innocenti di questa tragedia e anche e soprattutto, come ha ricordato oggi stesso poi presso il carro appunto Roberto Israel, ehm, un modo perché affinché questo non avvenga mai più, ecco, perché solo ricordando possiamo mantenere viva questa memoria e fare in modo che cose di questo tipo, che siano fatte da una parte o dall'altra politica, in questo caso non ha alcuna importanza, ma è che non avvengano veramente mai più. Adesso vediamo proprio dalla regia anche qualche scatto fotografico che è arrivato direttamente da lei, ce l'ha fornito appunto. Qui vediamo il sindaco Federico Sboarina, il presidente di AGSM IM Stefano Casali, ovviamente di Verona Domani, Roberto Israel, dicevamo il gruppo, ovviamente anche lei, un appuntamento ricorrente, ha sottolineato giustamente anche ieri l'anno scorso in epoca di pandemia. Ecco, di fronte a quel carro, di fronte anche all'atmosfera che si crea in questo momento, quali sono le emozioni che lei personalmente prova, cosa sente ogni volta che eh, ritorna ad omaggiare appunto queste vittime? Guarda, oggi ci siamo trovati appunto con alcuni esponenti, consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione, simpatizzanti e così, e è sempre un momento toccante perché vengono i brividi a pensare alle persone che senza sapere nulla sono state prese dalle proprie case e sbattute letteralmente in questi carri bestiame e deportati senza avere nulla, senza sapere nulla di quello che sarebbe toccato loro. Come diceva Primo Levi, a volte la poca conoscenza del futuro era la loro speranza, nel senso che appunto non avevano idea di quello che avrebbero trovato, di quello che sarebbe stato di loro. E questa forse era la minima speranza che potevano nutrire. E quindi avvicinarsi a quello che è stato appunto uno di questi carri che ha deportato purtroppo milioni di persone mette davvero i brividi e fa pensare a quanto l'uomo possa essere diciamo cattivo, tra virgolette, nei confronti degli altri uomini. Ecco, questo credo che sia una cosa veramente che mette i brividi, ma che deve essere assolutamente ricordata. In queste ultime ore anche ci sono state delle iniziative o presunte tali, insomma, che hanno fatto discutere un volantinaggio chiaramente illegale. Sarebbe sbagliato anche minimizzare, giusto, questo tipo di iniziative che, ripeto, probabilmente c'è un'indagine anche in corso, si sta cercando di verificare, mi riferisco a quei volantini con diciamo raffiguranti il duce che sarebbero stati distribuiti in alcune cassette della posta, in particolare del quartiere di Borgo Trento. Bisogna essere fermi magari anche sulla condanna di qualsiasi gesto di questo tipo. Assolutamente.
Come Verona Domani siamo un movimento moderato e abbiamo sempre condannato qualsiasi estremismo, che sia da una parte o dall'altra, non importa, ma questi estremismi vanno assolutamente condannati. Io so che adesso ci saranno delle indagini per cui capiremo se sarà effettivamente sviscerato come diciamo un volantinaggio fatto dall'estrema destra oppure purtroppo qualche altra fake news Certo. come è capitato in altri casi. Però qualsiasi sia l'estremismo è sempre da condannare. A noi piace però come Verona Domani essere molto concreti e vicini alla politica amministrativa della città. Per cui, ad esempio, oltre a questa ricorrenza fatta appunto ormai diventata quasi una tradizione, e ad esempio proprio quest'anno è stata inaugurata quella che era diciamo, un'iniziativa portata avanti da tempo, che è quella delle pietre d'inciampo, Sì. ovvero la possibilità di trovare tra qualche giorno, diciamo, e poi ne saranno messe delle altre, delle targhe sul marciapiede di fronte alle case di quelli che erano stati le vittime dell'olocausto, quindi dei deportati, e proprio per ricordare che sono stati strappati alle loro case dal nulla, proprio in quel punto della città, e portati appunto nei campi di Certo, concentramento. E questo certo. era una cosa a cui ci tenevamo perché è un simbolo concreto, il quale appunto tra virgolette inciamperemo camminando per la città e ricorderemo queste vittime. Sappiamo che c'è un'altra iniziativa in conclusione che Verona Domani, in particolare lei, ha voluto, ovvero guardiamo proprio il monitor anche della regia, una bella foto assieme alla consigliera Leso, dedicare una piazza o diciamo un'aula, una stanza pubblica a Carla Fracci. Avete voluto, a proposito di ricordare anche non solo momenti tristi come quelli della deportazione, ma anche ricordare figure importanti per la storia italiana, proponendo l'intitolazione a questa grandissima ballerina che ci ha lasciato da poco e che merita un riconoscimento anche nella nostra città, no? Per tutto quello che ha fatto anche in arena, ricordiamo, e nei teatri veronesi. Certo, ci tenevamo come Verona Domani e sono stato il primo firmatario di questa mozione e quando è venuta a mancare Carla Fracci per ricordarla anche e soprattutto nella nostra città perché Carla Fracci è stata credo la più grande ballerina di tutti i tempi, però oltre ad essere italiana aveva un grande legame con Verona, ha fatto più di 33 rappresentazioni nei luoghi della cultura veronese tra il Teatro Romano, l'Arena, il Teatro Filarmonico ed è stata anche direttrice del corpo di ballo, dell'Arena, scusate. Per Sì. cui aveva un forte legame con Verona e credo che sia un simbolo non solo per chi si appresta a quest'arte che è appunto la danza, ma proprio per tutti, soprattutto per le nuove generazioni, dimostrando che con impegno ed edizione si possono raggiungere i più alti livelli in tutto il mondo, come appunto è avvenuto per Carla Fracci, per cui oltre alla grande ballerina, credo anche per le proprie, diciamo, per il simbolo che rappresenta, ci tenevamo a ricordarla. Per il regolamento della toponomastica non può essere ancora intitolata una via o una Certo. piazza perché devono passare 10 anni dalla morte, ma sicuramente si potrà intitolare una stanza oppure porre una targa e credo che già questo possa essere importante per tenere viva la memoria di Carla Fracci e di quello che ha rappresentato e rappresenterà. Assolutamente, nella foto che abbiamo visto prima, assieme a lei quindi anche i consiglieri Anna Leso e Massimo Paci. Gian Sì, anche il Domenico, consigliere poi. esatto, grazie per essere stato con noi e per aver di nuovo rinnovato questo omaggio che ha un grande valore simbolico, quello ovviamente di porre un mazzo di fiori davanti al carro della memoria. Grazie davvero. Grazie a voi e spero che questo possa servire appunto anche ad altri. Ed ecco, una piccola cosa, è stato veramente bello Certo, vedere oggi, finché eravamo lì, tante altre persone fermarsi, soffermarsi un momento, un piccolo momento di raccoglimento, credo che questo sia davvero importante. assolutamente. Grazie ancora. E noi adesso lasciamo spazio alla musica, torniamo tra poco con un nuovo ospite.